Sono 28 i migranti positivi al Covid-19 alloggiati sulla Moby Zaza di Porto Empedocle, che sono in attesa di essere visitati e controllati dai sanitari agrigentini. Sono sulla nave a Porto Empedocle, lo scrive questa mattina il presidente della regione Musumeci, che spiega che con caparbietà abbiamo preteso il 12 aprile scorso dal governo centrale la presenza di una grande imbarcazione per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell'isola, senza poterli circoscrivere e controllare. Oggi si capisce meglio questa nostra richiesta. E chi ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo oggi si renderà conto che avevamo ragione. Nelle prossime ore andranno adottati provvedimenti sanitari verso i migranti con la massima cautela ed attenzione che merita il caso. Voglio sperare che a nessuno venga in mente di non coinvolgere la Regione nelle scelte che dovranno essere assunte, conclude il presidente della Regione Nello Musumeci.